partiamo perché abbiamo pensato di farvi fare un bellissimo viaggio, sì. Sarebbe stato facile così, insomma, programmare un viaggio come lo si fa, con aereo, no. Voi state seduti, fermi, comodi, ci pensiamo noi a farvi fare questo viaggio Napoli-Buenos Aires. Guardiamo insieme. Avevi da su, puoi cantare a venire su, con carichi di musica, quando diventa più blu. Ma lo stesso su, sempre cari dall'anima, voce casai e dice che vuoi piangere più. Avevi da su, dove sta a trovarsi qua, con questa melodia suona mezz'ora. E beh, quando si parte così, ragazzi, qualunque giornata può soltanto avere il sole e la carica delle mie bellissime ospiti. Grazie davvero per essere qui, Alessandra Fogliani, pianista, arrangiatrice, grazie, tanto altro. Io faccio la premessa, come dico spesso, devo purtroppo riassumere tutto quello che fanno sempre i miei ospiti perché ho la fortuna di avere sempre dei grandi professionisti. Grazie davvero a Sandra Cartolari, voce, quindi cantante, questa bella voce, questa sensualità che ci porti, Sandra, grazie davvero, e compositrice ovviamente. Grazie, ci ritroviamo insieme, Anna Palumbo, la nostra polistrumentista, arrangiatrice, e la fisarmonica. Ma ti ricordi l'altra mattina, cioè un po' di settimane fa, forse qualche mese fa, mi sembra quasi ieri. Sì, è vero. Con tutti quegli strumenti particolari che ci hanno scritto un sacco di persone, chiedendo ma quello strumento, che ce n'era uno in particolare. La Sanza. Brava, quella. La Sanza, che sembrava Ragazzi, grazie per essere qui. Ho le mie Charlie's Angels, è venuta così, sono un po' datata. Io facendo questo riferimento ho già palesato la mia età, vabbè, tutte quante evitarla. Siete bellissime, ma soprattutto siete delle grandi professioniste. Un viaggio, io sono partita in questo modo, Napoli, Buenos Aires, perché davvero un po' tutti questi colori di queste due realtà, che in realtà sono molto lontani da un punto di vista geografico, ma che voi avete riunito nella musica. Certo. In uno spettacolo che voi portate in scena da tempo, e lo fate in modo veramente carico e caliente, posso dirlo, e che soprattutto andrà in scena a brevissimo. Venerdì 5 aprile in un luogo, una location stupenda che è il Teatro Michelangelo. Esatto, ore 21. Sì, è vero, la geografia dei luoghi in effetti, insomma, è relativamente distante. La musica dei due luoghi invece non lo è per niente, nel senso che anticamente, storicamente, gli immigrati del sud, insomma del sud Italia, in Argentina trovavano la loro realizzazione, cercavano insomma riscatto, eccetera eccetera, e la nostra cultura musicale è stata trasportata dall'Italia all'Argentina in questa maniera, quindi in realtà i più grandi compositori di tango argentino sono di origini italiane, e questo è stato un po' il filo conduttore che ci ha permesso di ricercare insomma un collegamento e fare tutta una sorta di arrangiamenti per fare avvicinare definitivamente, realmente, le due culture musicali che solo apparentemente sono distanti, insomma. Quindi la musica, diciamo, partenopea, possiamo dire, insieme al tango. Tra l'altro avremo una serie di clip che, se a voi va bene, mi autorizzate, le facciamo vedere e sentire e gustare, perché in alcune è davvero unita, appunto, come si vede, anche proprio la danza. Ma come nasce, Sandra, la vostra amicizia, nonché collaborazione? Ma io penso ancora prima all'amicizia, no? Perché quando si è unite così come voi, insomma, ci deve essere amicizia dietro, secondo me. Moltissima amicizia, ci sopportiamo a vicenda da tanti anni. Stavo pensando la stessa cosa. Sì, diciamo ci accettiamo, ecco, questa è la prima regola per un'amicizia lunga e duratura. Però è nata dalla musica, l'amicizia. Ci siamo conosciute tramite la musica e in particolare tramite il tango, che ci ha coinvolte per anni in un'avventura meravigliosa in 5 donne, 5 musiciste,
e si chiamava, il quintetto si chiamava Tango Fatal. E già la dice tutta. La dice tutta. 5 donne, Tango Fatal. Donne. È stata un'esperienza meravigliosa, soprattutto per me che ero abituata a cantare e a vivere tutta la mia vita 24 ore al giorno coi maschi, sempre con i quali si sta benissimo, i jazzisti in particolare, ma non avevo mai avuto l'esperienza di stare sul palco con le donne ed è una cosa molto diversa. C'è una cosa sottile che si crea sul palco che con i maschi è più difficile da trovare, cioè con i maschi si sta sempre bene, non si litiga, si può lavorare insieme per 30 anni in leggerezza, però sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Puoi anche non esserlo, Sì, no, ma sono d'accordo. No, lei ad esempio la seconda parte, capito? Adesso cerchiamo di capire lei ha esperienza di lavoro con le donne, essendo musicista classica. Non solo, però ha lavorato con il suo libertrio con viola e violino. Lei invece ha lavorato anche molto con gli uomini. Insomma, io ho scoperto questo, per farla breve, sul palco, mentre con gli uomini ognuno è responsabile per sé e non è che non ci si aiuti, però si sta ognuno nelle sue corde e poi insieme. Invece con le donne prima si sta insieme e poi si va insieme da qualche parte. Quindi se tu su un palco con le donne ti giri a guardarti, trovi sempre qualcuno che ti guarda e ti sorride. È vero. E sta vivendo quella musica insieme a te. Invece con gli uomini, forse perché erano jazzisti, non lo so, però in quel caso invece più difficilmente ci si guardava cercandosi. Ci si trovava dentro la musica, ma non cercandosi anche fisicamente. Con le donne invece c'è questa cosa fisica, di cercarsi sempre, Sì, della rete di sostegno. La rete di sostegno, sì. La sorellanza, io la chiamo la sorellanza. Questo. Di musica esce. Ecco, fra l'altro insomma mi piace perché davvero tante le vostre esperienze, insomma, diplomata in pianoforte Alessandra, la nostra Palumbo pluristrumentista, Sandra, fra l'altro una grandissima conoscitrice della musica, appunto ricordavi jazz, ma non solo, anche gospel, hai cantato in giro davvero per il mondo, insomma, vi siete esibite, fra l'altro anche tornando invece voi come gruppo, come Avenida Sud, in giro quantomeno per l'Italia, dal Friuli alla Puglia, dico bene, con tutte le vostre performance live, quindi insomma davvero, cioè, non ce n'è bisogno, ma per dare proprio la cifra di chi siete, insomma, silenziose, ma silenziose nel senso che siete molto garbate nell'entrare. Discrete. Sì, mi dicevo davvero, ho avuto la fortuna di conoscervi insomma da tempo e entrate nella vita degli altri in modo molto elegante, posso dirlo, però poi sono un vulcano dopo, quando poi lo si conosce, dopo non si può fare a meno di loro. Allora facciamo così. Continuiamo la nostra chiacchierata se vi va bene, però dopo ci riprendiamo un attimo, qualche minuto della vostra bella performance, di alcune tappe proprio che vi caratterizzano. E quindi insomma mi sembra di capire che allora il gruppo sia nato da tempo. Sì. E come nasce? Come è nato proprio Avenida Sud alla fine poi? Praticamente noi abbiamo fatto una bella esperienza con Tango Fatal, appunto, che è stata la nostra fucina, come dire, anche con Elena Luppi, violista e compositrice. E dopodiché, conclusasi quell'esperienza, è nata soprattutto da Sandra l'idea, e ha coinvolto noi due, nell'idea di esplorare la canzone napoletana unendola al tango. Perché? Per il concetto del sud, che adesso in questa situazione mi ritrovo io a parlarne, che sono proprio del sud. Ecco, chi di voi è del sud? Quindi io. tu e Sì, basta? Sì. No, perché sai, appena uno vi sente cantare, ti sente cantare e dice sicuramente, cioè tu non sei del sud. Allora, proprio la cosa più lontana che tu possa immaginare, mio papà è di Modena, mia madre è ungaro-tedesca e io sono nata in Svizzera, quindi nella Svizzera tedesca, quindi proprio il sud in teoria è proprio qui che si viene a configurare questo nostro ideale concetto di sud, cioè dov'è il sud? Esatto. Abbiamo una canzone che lo dice, dove sta sto sud? È qua, dice la canzone. Ma tu ce l'hai proprio qua, perché tu canti proprio e io, come se tu fossi io non lo so, io non credo che partenopea. la musica si possa, la musica prosegue per vie misteriose e entra e esce dalle anime e non ha una razionalità secondo me, quindi come
un austriaco si innamora della musica afroamericana e fin da piccolo la suona. Adesso mi viene in mente Joe Zawinul, il pianista dei Weather Report, nato in un paesino in Austria, che suonava a Harlem con Miles Davis Wayne Shorter, tutti. sì, insomma, da dove gli è venuta questa cosa? Non c'era mica internet, da dove è saltata fuori? Era già lì. Certo. Era già lì e poi qualcosa dal di fuori, dall'esterno, la trova e la fa scaturire, la fa sgorgare, Sì. ma è già lì. Sì, potremmo dire in questo modo che era dentro e poi dopo dal nostro incontro è sgorgata, per cui abbiamo cominciato a esplorare all'inizio in trio, poi dopo la cosa si è espansa, no? Quest'idea di sud, di anima, di calore, di passione, perché il tango è anche tanta passione, così come la canzone napoletana, ma il tango è anche passione, musica di Pamperos, ma anche musica classica, perché ricordiamoci che il tango è la più grande musica dell'immigrazione, perché in Argentina sono arrivati tutti, i tedeschi, i polacchi, gli italiani, quindi ognuno con la melodia, ognuno con l'armonia, e da qui è nato il tango. Questa cosa unisce anche molto la canzone napoletana, che ha un aspetto colto da Donizetti e dai poi cantori e dai cantautori prettamente napoletani, quindi c'è tanto cultura, immigrazione, passione, e noi unendo questi due filoni abbiamo esplorato questa cosa in Avenida Sud. Quindi insomma questo sud, che in realtà più che un luogo geografico è un luogo un po' dell'anima. Certo, Esatto. Da- Avenida vuol dire via. La strada del sud, noi ce la immaginiamo proprio con un cartello Avenida Sud. Esatto. E la direzione è qualunque. In qualunque. Qualunque. Allora facciamo così, adesso ci prendiamo qualche altro minuto e sì, facciamo gustare la bellissima musica di Avenida Sud, la voce, posso dire anche la sensualità, perché siete anche davvero tanto questo con la nostra seconda clip, che fra l'altro riguarda proprio street tango. Nessuno compasso più sicuro ha calpestato la terra. Nessuno ha avuto tanto quanto lui in amore e in guerra. Sopra gli orti e i cortili, le torri di Balvanera e quella morte casuale in una stradina qualsiasi di sera. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber lo que habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra y nadie habrá vivido como él en el amor y en la Che guerra. spettacolo! Veramente questa grande forza, questa sensualità, dicevo, anche proprio data anche dai ballerini, dal tango. Allora facciamo così, siccome è entrata, e d'altra parte sono un po' di parte anch'io, un gioco di parole, perché vengo un po' dalla danza, la danza c'entra, la danza ci sta sempre bene. Facciamo una cosa, ci guardiamo un'altra vostra stupenda clip, proprio che ha fra le parole chiave davvero la danza.
Alessandra, qui invece dove eravate, soprattutto, ecco, dicevamo prima, insomma, anche insieme a voi, i ballerini, la danza. Qui eravamo al Forum Monzani 2 anni fa, mi sembra, Sì. In un inverno in realtà caldissimo, vista l'atmosfera un po' caliente dello spettacolo, un bel teatro pieno, una bellissima soddisfazione, e sì, i ballerini sono parte integrante, sono grandi nostri collaboratori, perché insomma, dove c'è tango argentino e dove c'è musica del sud non può mancare chiaramente la danza. Nel nostro caso collaboriamo con Silvina e Daniele di Street Tango di Bologna, sono Silvia Pazzali e Daniele Pierantozzi, e Moira Cappilli, che è una bravissima danzatrice di danze del sud, di pizzica, di danze tradizionali, che ha varie collaborazioni in giro per l'Italia, per la Svizzera, insomma una soddisfazione averla insieme a noi. E niente, questa collaborazione prosegue felicemente, perché insomma ci troviamo molto d'accordo, assolutamente. Ancora una volta, insomma, d'accordo. Quindi altri nomi importanti, i ballerini, e insomma io però, Sandra, vorrei anche ricordare che insomma tu sei figlia d'arte, Sì. e il tuo papà è molto importante per te. Sì, mio papà a Modena è, penso, conosciuto soprattutto, la generazione precedente si ricorderà negli anni '80 il suo pullman sfrecciare per le vie di Modena pieno di palline colorate. Lui aveva ricoperto il pullman di palline colorate e sopra c'era scritto Camillo Santamaria. E io devo all'Anna una cosa, un onore che lei mi ha fatto, cioè l'ha fatta a lui, a mio padre, non a me, e vorrei che lei lo raccontasse. Il pezzo che abbiamo sentito adesso nella clip è Tango Nuevo Fisavecchia, che è nato da un incontro bellissimo col suo papà, fisarmonicista oltre che compositore appunto, e che un giorno mi ha lasciato una sua fisarmonica, un onore grandissimo, e mi ha detto: tienila, suonala. Quando l'ho portata a casa, dalla fisarmonica, suonandola, è uscita una melodia. Come quando il genio esce dalla lampada. Cioè, una cosa magica. Una cosa magica. No, allora, questo è Tango Nuevo Fisavecchia, l'abbiamo fatto insieme, l'ho proposto e l'abbiamo dedicato al suo papà. Bello questo, insomma, Sì. credo che sia una bella, Sì. un bel riconoscimento, no? E Insomma. papà ha avuto modo, ora lui non c'è più, ma ha avuto modo di ascoltare il brano, era molto felice di questo. Quindi Sì. rimase molto contento, Sì. immagino, insomma. Beh, molto bello, insomma, questo passato, presente e poi futuro, perché voi ovviamente Certo. non vi fermate, non soltanto perché nell'immediato futuro, ricordo il 5 di aprile al Teatro Michelangelo, ore 21, queste bellissime ragazze, veramente nella loro, ecco, ringrazio la regia, Esatto. esplosione davvero di forza, di energia, di questa musica senza confini. Poi ecco, vogliamo ricordare anche, c'è un altro, abbiamo alcuni nomi da ricordare, Sì, ricordiamo, anche cioè, gli altri musicisti. i musicisti, ricordiamoci anche appunto che, se non sbaglio, abbiamo avuto modo di vedere proprio all'inizio Max, dico bene, in una delle prime clip Sì. che abbiamo mandato in onda. Di Max vorrei parlare io proprio perché, essendo lui fisarmonicista, era amico di mio padre, anzi da una vita sentivo parlare di lui, non ci eravamo mai incontrati, poi una sera al Bravo Caffè a Bologna finalmente ci siamo trovati e lui mi ha suonato e cantato una canzone che gli insegnò mio padre quando lui era ragazzino. E io mi emozionai tantissimo. È nata così la nostra collaborazione, da una canzone di mio padre. E lui si è unito a noi, grande appassionato sia di musica napoletana che di tango, ci ha portato l'altro, vuoi parlare tu che sei percussionista dell'altro elemento, che amico di Max, che ci ha cambiato la vita anche lui. Anche lui, Gianluca Nanni, bravissimo musicista che spazia dal jazz al pop e che ha arricchito nella sezione ritmica il nostro progetto con veramente tanta energia e l'ha reso veramente ricco e potente, direi. Ecco, perché ricordo che voi fate tantissimi concerti in giro, quindi insomma Certo, veramente sì. in giro per l'Italia e non solo, quindi insomma. E ultima e non ultima, perché non l'abbiamo ancora nominata, ma è
assolutamente da valorizzare è Michela Tintoni, che è la violinista del nostro gruppo, con la quale abbiamo già suonato in Tango Fatale, quindi anche con lei abbiamo un'amicizia storica e manca una quarta sedia qua, ma in realtà virtualmente è seduta qua di fianco a noi. Bravissima musicista, direttrice d'orchestra, molto preparata, molto simpatica e una grandissima ambientata di energia, un romagnola verace e niente, quindi quando ci si incontra c'è un bel da mescolare. Vuol dire che ieri si è catapultata da Cagliari direttamente alle prove a casa sua, nella sua stanza dei miracoli piena di strumenti. Sì, era a fare una masterclass di direzione d'orchestra con un grandissimo direttore d'orchestra ed è arrivata direttamente, certo, quasi con l'aereo direttamente in casa. Manca ancora una persona di cui parlerai. Manca una persona che tu hai detto, allora hai un ospite lì e io un'altra invece ospite qui, esatto, perché lei diciamo che è una grande vostra sostenitrice, collaboratrice, voglio ricordare, perché appunto so che fa piacere a tutte quante voi, Rosaria De Simone, perché insomma è innanzitutto una delle prime fan proprio primissima. Sfegatata. Rossi Ove Subio l'ho chiamata. Esatto, cioè io quando la incontro, lei carinissima mi chiede come sto, ma di seconda battuta Avenida Sud, fanno lo spettacolo, cioè, è incredibile, cioè, è un tutt'uno con Avenida Sud, no? Questo è molto bello davvero, quindi ovviamente salutiamo e ringraziamo Rosaria De Simone e io invece davvero ragazzi ringrazio tantissimo voi. Facciamo così, il tempo è corso ahimè veloce, però noi mentre ci salutiamo, ricordiamo l'appuntamento, anche se magari i posti, forse c'è ancora qualche posto che voi sappiate, qualcosina c'è, quindi il mio consiglio è di affrettarvi per appunto prenotare questa bellissima serata appunto il 5 di aprile, quindi questo venerdì al Teatro Michelangelo, ore 21, Avenida Sud, questo bellissimo viaggio, possiamo dire insomma così, senza limiti geografici. Questo è il CD, giustamente mi ricorda Sandra, che fra l'altro forse abbiamo visto anche passare in sovraimpressione, però io ringrazio giustamente, questo è il vostro CD, che fra l'altro lo si può trovare ovunque. A Modena alla Dischi in piazza. Chiaramente su tutte le piattaforme digitali, sulle piattaforme digitali si può acquistare. Sarà presente ovviamente la sera dello spettacolo. E l'abbiamo inciso con Radici Records, Radici Music Records di Arezzo, un'etichetta indipendente, di quelle rare realtà meravigliose che ancora lavorano con la musica perché amano la musica e sono quelle cose da preservare. Saranno presenti la coppia meravigliosa Aldo e Stefania di Radici Records, saranno presenti alla serata di presentazione del CD e li salutiamo. Certo, e fate bene, perché allora ricordiamo anche che oltre appunto alla serata al Teatro Michelangelo di questo venerdì appunto sarà presente anche il vostro CD, quindi insomma uno si può volendo portare a casa questo viaggio, questo ricordo, questo viaggio. Allora facciamo così, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per essere state qui, Napoli, Buenos Aires ovviamente vi aspetta venerdì 5 aprile al Teatro Michelangelo, però ci salutiamo prima di passare, cioè alla pubblicità, alla seconda fascia eccetera, con un po' di musica, con l'ultima clip, ultima soltanto nel nostro elenco, ma ce ne sarebbero mille da far sentire, delle ragazze di Avenida Sud. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie a voi. E ha comparuta luna all'intrasat bella d'auspizio ma l'era distrutta, quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre, me gustaría saber lo que habrá sido aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Vaya pues esa milonga para Jacinto Chiclana.